Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti amici di 131, ma anche di Basketland. Ovviamente nuovo appuntamento con Trick and Roll, il nostro settimanale legato alla pallacanestro isolana, una puntata che, come potete vedere, non si svolge all'interno degli studi di UTG quest'oggi per un po' di motivi fisici che ci trattengono a casa, ma insomma parleremo, era giusto incontrarci lo stesso per parlare di quello che è il momento, soprattutto parlare di quello che è il momento della Dinamo Sassari, una Dinamo Sassari che è incappata probabilmente nella sconfitta più pesante almeno per questa stagione in termini numerici, in termini anche di gioco, in un momento molto complesso per la squadra di Bucchi, ma ovviamente non solo. Andremo nel corso della puntata a parlare anche di tutti gli altri temi legati alla pallacanestro isolana. Chiaramente non sono solo e do il buonasera chiaramente a Nando Mura. Ciao Nando. Ciao ragazzi, ben trovati, ciao. Con noi oggi, però, come avete visto anche dai nostri social, c'è anche Andrea Sini, giornalista della Nuova Sardegna, per anni, insomma, al seguito della Dinamo Sassari, oggi in un nuovo ruolo, però, insomma, è sempre bello tornare a parlare di basket. Ciao Andrea. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Ciao. Bene, come dicevo in apertura, sicuramente non è stato un fine settimana bellissimo per la Dinamo Sassari. Nando, vengo subito da te per lasciarti anche spazio, come al solito, per la prima domanda, poi andremo a vedere tutti i numeri, però insomma ti chiedo anche un primo commento. È stato sicuramente un passo falso molto, forse troppo pesante quello di domenica. Io è da domenica pomeriggio che sto cercando di darmi una risposta a quello che è successo, perché è una squadra che la domenica batte Milano in quel modo, con autorevolezza, con prepotenza, andando avanti, facendosi rimontare e poi andando nuovamente avanti fino alla vittoria. Una settimana dopo va a Brescia contro la squadra che in questo momento è capolista, per carità, ma all'intervallo il punteggio era 62-25, cioè un risultato da campionato, sai, le partite dei campionati giovanili dove c'è una squadra nettamente più forte delle altre. Io una risposta non ce l'ho, spero che ce l'abbia il nostro amico Andrea Sini, che insomma di crisi a Sassari ne ha viste altre, ecco, risolte a volte più rapidamente. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un certo immobilismo della società. Questa squadra ha perso Diop per il menisco, ha perso Bengius perché gli si è staccato un tendine d'Achille. Se non ricordo male, anche Treyer ha avuto un grave infortunio all'inizio del campionato con un infortunio al gomito. Ci sono stati poi altri piccoli malanni qua e là, però non è successo niente. In altri tempi il presidente Sardra avrebbe preso il toro per le corna e avrebbe quantomeno tamponato con qualche contratto a gettone, perché non puoi giocare il campionato senza Whittaker, che comunque è il playmaker titolare, senza Diop, che è il cambio di pivot, e costringere il povero Treyer a fare il cambio del pivot. Tu capisci che così 30 punti te li danno tutti, ecco. Andrea. Ma guarda, sono sì, in parte d'accordo. Se in mezzo non ci fosse stata la vittoria contro Milano, tra l'altro, vabbè, per carità, adesso non voglio come dire, fare revisionismo, la vittoria come Milano vale al 100%, però comunque Milano veniva da una situazione particolare, abbiamo visto che è una squadra che ha particolari problemi, però comunque è una vittoria vera. Se non ci fosse stata questa di mezzo, se non ci fosse stata qualche altra bella prestazione, direi ci sono 4-5 problemi, tra i quali degli infortuni, delle assenze, 1/2 americani sbagliati, bisogna intervenire e poi si vede, esatto, insomma, bisogna ripartire in qualche modo. Invece ci sono queste variabili impazzite
che mi fanno un po' alzare le braccia dal punto di vista, insomma, vista dal punto di vista del tifoso, dell'osservatore, ecco. Non riesco davvero a pesare, innanzitutto a capire cosa sta succedendo dentro lo spogliatoio, e non riesco a dare una valutazione, a pesare davvero una squadra che batte Milano e poi spegne completamente il gas, spegne il motore. Una squadra che viene mandata in ritiro punitivo, perché di questo si parla, ecco, anche se poi era, insomma, la società giustamente ci ricama, chiede tranquillità, insomma, la trasforma in un viaggio un po' per ritrovare la serenità. Comunque viene mandata in ritiro punitivo per una batosta mostruosa in Coppa e poi si ritrova. Ecco, non riesco a capire questo singhiozzare del motore. Tutto questo direi nelle medesime condizioni sempre, cioè la Dinamo ha vinto con Milano e ha preso una batosta storica a Brescia contro la squadra più in forma del campionato, con gli stessi giocatori. Quindi questo è il vero punto interrogativo. Non ha battuto Milano al completo e poi perso perché mancavano 3 giocatori. Ha affrontato sostanzialmente tutte le partite più o meno nelle stesse condizioni. Quindi al momento io, da un certo punto di vista, alzo le mani e non sono in grado di capire cosa stia succedendo. Di certo, tornando a quello che ha detto Nando, forse un play servirebbe, ecco. Forse sì. Sì, ecco, Sì, play di cui si era parlato, insomma, erano usciti un po' di nomi nelle scorse settimane, poi si è capito che sia Keane, Marcus Keane, che gli altri nomi venuti fuori non erano probabilmente neanche adatti sia per tipologia di giocatore che per tipologia di budget anche richiesto, poi non si è più fatto nulla e la voce di Whittaker finito a quanto pare nell'orbita di Varese è stata poi in un certo qual senso anche già respinta, quindi bisognerà capire quali saranno le dinamiche, ma andrei anche a guardare quella che è la classifica momentanea, perché poi parleremo un po', andremo a vedere un po' i numeri anche rispetto al passato, rispetto a questo momento in cui siamo arrivati. Sicuramente una classifica che fa vedere una Dinamo chiaramente che sta soffrendo, è una classifica finora più o meno corta, perché in altre situazioni la posizione della Dinamo era la stessa, però a differenza probabilmente degli altri anni, Nando, il divario con le squadre che lottano insomma per non retrocedere si è fatto sempre più sottile, anche perché sia Treviso che Brindisi, che poi è la squadra che la Dinamo incontrerà domenica alle 20 al Palazzo Radimigli, hanno cominciato a vincere e qualcosa insomma anche là sotto si sta muovendo. sì, la Dinamo ha 4 punti di vantaggio sulla retrocessione, retrocedono le ultime 2 e ha 4 punti di ritardo dai playoff. Il problema è che l'ottava squadra oggi è l'Olimpia Milano, anche questo è un segnale di come questa stagione sia un po' particolare. C'è da dire, io credo che al di là dei numeri, io ci aggiungerei anche il fatto che la Dinamo è al peggior attacco, il secondo peggior attacco del campionato, non va oltre 76 punti. Andrea è testimone, l'abbiamo vista viaggiare per anni a 95 punti, 94 punti a partita e penultima nei rimbalzi, ma prima però nelle palle perse, cioè questi dati sono indicativi. Io però credo che noi possiamo anche prendere in considerazione questa ipotesi. La Dinamo sta giocando con McKennie alla grande al posto di Benzius e sta pagando anche lo stipendio a Benzius. Probabilmente dovrà sostituire Whittaker, ma Whittaker non lo sostituisci finché non lo sostituisci, finché non lo cedi a qualcuno, perché se no ti trovi ad avere un roster con 2 giocatori come Whittaker e Benzius che non giocano perché uno per motivi tecnici e l'altro per motivi fisici che non possono giocare. Quindi le casse dello Stato in questo momento, le casse della Dinamo in questo momento sono un po' appesantite e potrebbe essere anche una scelta, come dire, razionale, anche intelligente, acuta, di dire ok ragazzi, quest'anno lottiamo per non retrocedere e non c'è niente di male, insomma, dopo 14 anni di trionfi, di successi, può capitare una stagione un po' così, però ecco, io vorrei che qualcuno ce lo dicesse, perché sì, abbiamo letto sulla Nuova Sardegna l'altro giorno una lunga intervista a Federico Pasquini, però come spesso succede quando le cose vanno male va il general manager, quando le cose vanno bene va il presidente. Ecco, noi forse avremmo voluto sentire direttamente il presidente, anche tranquillizzare l'ambiente, dire ne usciremo piano piano, però
in questo momento i segnali, se escludiamo questi atti isterici di vincere con Milano, di andare poi a perdere a Brescia. Io ho detto, scusa, ho detto Milano, ma in realtà anche la vittoria con Scaffati è pesante, bella, vera, ecco, insomma, non è stato ma perché ecco. la prestazione anche. Cioè, Sì. noi abbiamo visto, Andrea, vabbè, ci ricordiamo tanti momenti belli passati assieme, ma andare a vincere a Milano con Pinton playmaker per 40 minuti perché Travis Diner era infortunato, e il giorno dopo addirittura Dan Peterson aveva fatto un commento sulla Gazzetta dicendo all'allora CT, che credo fosse Pianigiani, convoca questo Pinton subito in nazionale. Cioè alle emergenze, di fronte alle emergenze tu reagisci col temperamento, come diceva la buonanima di Carletto Mazzone, se c'è da menare meniamo, che non voleva dire spaccare le caviglie degli altri, significava dire voi ragazzi, se non usciamo cerchiamo di avere un altro atteggiamento. Ecco, il 62-25 del primo tempo di Brescia ti dà l'idea di una squadra in frustrazione, una squadra depressa, una squadra che non vede una via d'uscita. E lì a questo punto dire, non basta riportare tutti sul Monte Ortobene o al Geo Village o all'Asinara per uscire dalla crisi. Ci vogliono dei provvedimenti concreti, perché domenica, se non gioca Diop, al secondo fallo di Combo, di Gobò, il secondo pivot va a giocare Treia. E poi c'è un altro giocatore che secondo me è molto l'emblema di questa stagione. Karampopoulos è stato l'anno scorso uno dei migliori tiratori da tre del campionato, insieme a Marco Spissu, insieme a due sassaresi, cioè Bengius e Kruslin. Quest'anno non la mette mai dentro, capisci? Quindi ci sono anche degli stati d'animo che indubbiamente influiscono, e questo non è una bella cosa. Sì, probabilmente Karalampopoulos, come dicevi tu, Nando, è il giocatore che fa vedere di più quelle sofferenze, perché contro Brescia, al primo quarto, che è stato probabilmente l'unico momento in cui la Dinamo è rimasta più o meno in partita, perché poi nel secondo quarto il parziale è stato di 33-8, ha preso, mi pare, 4 tiri da 3, li ha sbagliati tutti, eppure erano tiri aperti, quindi è un segnale di come a livello mentale anche la squadra stia davvero, davvero faticando. Ecco, da questo punto di vista, ieri Stefano Gentile è stato ospite a DAZN Got Game, che è la trasmissione, insomma, di DAZN che si occupa della pallacanestro, e ha parlato di come le vittorie che sono arrivate sono tutte arrivate per un motivo per cui la squadra è andata oltre il proprio 100%, cioè è andata oltre sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista delle giocate. Però dall'altra parte quello che volevo chiedere anche ad Andrea è questo, no? Si è arrivati in una stagione, la Dinamo Sassari è arrivata in una stagione con per la prima volta dopo tanto tempo senza Jack De Vecchi, per la prima volta dopo tanto tempo senza Massimo Chessa, con una squadra piuttosto giovane. Ora sembra, al di là degli sforzi di Stefano Gentile, che secondo me sono evidenti, contro Scaffati si è visto soprattutto, però sembra mancare qualcosina proprio anche a livello di leadership, o è solo una percezione sbagliata? Insomma, come la vedi? Manca sicuramente un leader. Ora io non conosco le dinamiche attuali dello spogliatoio, che sicuramente ovviamente sono cambiate con l'uscita di scena di due senatori come De Vecchi e Sa. Manca sicuramente un leader nello spogliatoio, manca, mi sembra di poter dire, anche un leader in campo. Il leader, lo sappiamo benissimo, non viene eletto così o non viene iscritto a referto di punto in bianco. È un'entità che si crea assieme al gruppo, assieme alla chimica di squadra, però ci deve essere un giocatore in grado di raccogliere questo tipo di testimone. Gentile leader vero non lo è mai stato, anche perché è un giocatore abbastanza silenzioso. È un giocatore che è in grado, assieme ad altri, di trascinare la squadra. Il leader deve essere un giocatore spaventosamente forte e spaventosamente forte come giocatore e forte come personalità. Non mi sembra che in questo momento ci sia. I problemi però sono generali, perché se Charalampopoulos non fa canestro, ora l'altro giorno è vero che ha sbagliato parecchi tiri aperti, però se un giocatore come lui non fa più canestro da fuori, secondo me è perché non riceve una buona palla in uscita dai blocchi. Se Filip Kruslin, che oltre a essere un eccellente difensore è anche un tiratore discretamente pericoloso, non fa più canestro neanche nelle vasche da bagno, secondo me
non riceve esattamente le palle giuste in uscita dai blocchi e quindi magari se lo deve costruire lui il tiro e magari le percentuali gli si abbassano e con questo meccanismo si abbassa anche la fiducia, quindi magari anche un tiro aperto poi gli va sul ferro. Sono tante cose, piccole e grandi insieme, che producono dei mezzi disastri, però ripeto, non mi aspetto che la squadra spenga il motore nel modo in cui l'ha fatto in Coppa ad Atene, nel modo in cui l'ha fatto l'altro giorno a Brescia. Ripeto, con Brescia che è una squadra assolutamente in gas e in una situazione in cui la partita si può anche lasciare andare via, però non in quel modo. Nando prima diceva 25-62, no, 25-72 a un certo punto, ecco, quindi una roba onestamente mai vista. Può capitare uno scivolone pesantissimo, però capita un po' troppo spesso e soprattutto capita in maniera alternata rispetto invece a prestazioni decenti, quindi è lecito farsi qualche domanda ed è lecito anche guardare a questo punto la classifica con un po' di preoccupazione. Io continuo a pensare che la Dinamo ne uscirà come ne è sempre uscita. Non dimentichiamo che l'anno scorso, se andiamo a vedere le statistiche finali, la Dinamo è arrivata in finale scudetto. Se andiamo a vedere fine ottobre, primi di novembre, metà novembre, la situazione era abbastanza simile a quella attuale. Ecco, quindi Sì. stando a oggi, 13 dicembre, la situazione è molto preoccupante. Se mi chiedete, la Dinamo ne uscirà? Io dico, sono convinto di sì, ecco. Ecco, tra l'altro, proprio volevo chiedervi proprio su questo, perché insomma abbiamo preparato anche una grafica su quelle che sono le ultime, il momento della Dinamo fino alla 12ª giornata negli ultimi 5 anni, se andiamo negli ultimi 5 stagioni. Quindi se andiamo a vedere, insomma, chiaramente 8 punti è il minimo che si è fatto negli ultimi 5 anni, la 12ª giornata, e l'11° posto però era stato toccato proprio nella stagione in cui è arrivato Bucchi a Sassari, dove appunto le Final Eight non erano state raggiunte, le Final Eight di Coppa Italia, però alla fine quella squadra riuscì ad arrivare alle semifinali scudetto, superando Brescia ai quarti di finale. Quell'anno Brescia, insomma, con Mitrulong e un roster di tutto il rispetto, faceva abbastanza impressione, così forse quest'anno la fa di più, visto anche che non ha le coppe, però insomma spiega un po' di cose. Però ecco, era da un po' di tempo che la Dinamo non faceva così fatica, perché poi se andiamo a guardare l'ultima annata dove più o meno la situazione era simile, era quella del 2018-2019, quando sulla panchina della Dinamo arrivò già Marco Pozzecco, la stagione iniziata, non so. E in questa fase c'era ancora Esposito, eravamo in questo periodo, se non ricordo male, c'era ancora Esposito che si dimise dopo la partita di Torino, ecco, però sì, la classifica quest'anno è strana, poi ci sono appunto Milano che è molto giù, Pistoia che non mi aspettavo di trovare così in alto, non lo so, ci sono delle dinamiche un po' strane, quindi ce n'è abbastanza per stare molto attenti e con gli occhi aperti. Chiaramente io aspetterei a avere la possibilità di vedere finalmente questa squadra al completo per capire quanto vale. Però l'assenza di Whittaker, che è stato male per problemi di virus intestinali, che non ha giocato un po' di partite, poi è tornato e ha fatto solo panchina, e poi addirittura è uscito anche dalle rotazioni, e la Dinamo ha portato un coetaneo di Federico Pisano. Cioè, quello ti fa pensare che qualche malessere c'è tra quel giocatore e l'allenatore, tra quell'allenatore e la società. E quindi questi sono dei segnali che non promettono nulla di buono. Però io sono d'accordo con Andrea. In 10 anni che abbiamo seguito la Dinamo in tutta Italia, l'abbiamo vista a volte con un piede nel baratro, e poi ha sempre avuto questa straordinaria capacità, e dico Sassari e non Dinamo, perché proprio è tutto l'ambiente che è straordinario, che ha capacità di riprendersi. Noi ci eravamo illusi che si fosse ripresa dopo la vittoria in Coppa in Germania e poi ripiombata nel buio, oppure dopo la vittoria con Milano e poi ricrollata nuovamente sia ad Atene che poi a Brescia. Però non puoi giocare senza playmaker, senza il secondo pivot, cioè, ragionando in astratto, qualunque cosa succede nella vita, tu non puoi andare in giro con una squadra che non ha un playmaker titolare, che non ha il playmaker titolare e non ha il secondo pivot, e l'alternativa è Treyer o Gandini, con tutto il bene che vogliamo a questi ragazzi, insomma, così di strada non ne fai tanto. Oggi è già mercoledì, siamo già a giovedì, non credo che di qui a domenica spero che recuperi Job. Confido molto nella spinta di Sassari, che è stata determinante
contro Milano e confido anche un po' anche nella sfiga che, insomma, che abbandonare questa società, perché insomma un menisco, un tendine d'Achille e un gomito lussato, cioè questi 3 gravi infortuni li fai in 3 anni, loro li hanno fatti in 3 mesi, quindi insomma c'è da augurare anche, cioè più che sul Monte Ortobene deve portarli sui Pirenei, dove è l'URSS, insomma, da quelle parti. Oppure nella fontana di Sorso a bere un po' di quell'acqua magica, perché poi il Dinamo ha bisogno anche di un po' di follia, voglio dire. La settimana scorsa parlavamo di un quintetto un po' triste, un po' abbattuto, sempre a capochino, invece probabilmente bisogna essere un pochino più così, più arroganti, più sfacciati. Invece beh sì, sfacciati è la parola giusta. Sì, contro Milano era apparso che insomma quella sfacciataggine di cui c'è bisogno sempre, penso, l'ho anche scritto onestamente questo lunedì, il giorno dopo rispetto alla gara, è mancata un po' di quella sana sfacciataggine che alla Dinamo serve ancora di più in questo momento, sia guardando il roster, la composizione, quanto Bucchi sia costretto in un certo qual senso, in un certo qual modo a giocare con quintetti molto piccoli e che con squadre come Brescia insomma, ma anche come Milano devi mettere qualcosa in più. È chiaro che per aggiungere un tassello, mi permetto di aggiungerlo, contro Brescia l'altro campanello d'allarme secondo me è stato il fatto che si chiude il primo tempo con 5 falli di squadra, 2 nei primi 10 minuti e 3 nel secondo periodo, con l'ultimo speso a 3 secondi dalla fine, praticamente inutile. Poi tra l'altro è stato utile per far sì che Criston segnasse la tripla allo scadere, che probabilmente ha spezzato ancora di più l'umore della squadra. Quindi ci sono anche queste cose qua che, oltre insomma a vedere un po' quella che è la faccia dei giocatori, anche i segnali dal tabellino che qualche volta dà un aiuto. Andrei a vedere se siete d'accordo quello che è il calendario fino alla fine del 2023 di questa Dinamo, perché la settimana prossima, chiedo a entrambi, insomma, rischia di essere quella decisiva su vari versanti, sui 2 versanti. Quindi domenica contro Brindisi, in una gara che da una parte potrebbe dare alla Dinamo la spinta per rimettersi in un certo senso in corsa, allontanarsi quantomeno dalla zona rossissima, e poi arriva Stettino in casa in una BCL che anche quest'anno doveva essere diverso, almeno nell'idea della società, poi invece è diventata qualcosa che finora non ha dato i risultati sperati. Prima passo la parola a Nando su questo. A questo punto ogni partita è, non dico uno spareggio, ma una partita decisiva. Con Brindisi, se vinci, sali a 10 e Brindisi resta, mi pare, a 4, quindi sali da 4, porti a 4, a 6 punti in vantaggio su una diretta concorrente, con l'1-0 già nello scontro diretto. Con Stettino è una partita decisiva, perché la Dinamo se vince di 9, credo, però, o di 6 o di 9, comunque insomma deve vincere di 9 con un certo margine, si qualificherebbe per il play-in, che sono, diciamo, gli spareggi per accedere poi al tabellone finale. E poi c'è la trasferta di Reggio Emilia, poi c'è questo incontro di Capodanno con Venezia. Sono tutte partite decisive in cui io spero che ci sia un po' il recupero di Diop. È come dire, poi sai, i giocatori non lo fanno apposta, non è che quando tu dici hanno perso di 30, 40, 50 punti si sono divertiti. No, non si sono divertiti, e io credo che non avranno molta voglia di divertirsi, e quindi è probabile che ci sia anzi sono sicuro che ci sarà una reazione. E poi è chiaro che è anche un problema di energia. L'abbiamo detto la settimana scorsa, se tu batti Milano e 48 ore dopo sei ad Atene a giocare una partita contro la quarta squadra di Istanbul, come dicono in tanti, perché l'EK è la squadra dei turchi che vivono ad Atene, cioè, è chiaro che tu, mettendoci di mezzo anche un viaggio aereo, è chiaro che tu non hai neanche la forza per uscire dallo spogliatoio. Ecco, la Dinamo dovrebbe cercare di fare appello a tante risorse, però in questo momento non mi sembra che ne abbia molte, se non riserve nervose. Infatti vince certe partite, le ha vinte di nervi, di rabbia, no? Come anche contro Milano, o come con Scafati o in Germania. Però devi dare continuità di risultati, di rendimento, cioè devi andare a Brescia e perdere magari perché trovi uno squadrone, ma giocare con un'altra mentalità, con un altro atteggiamento. Ecco, tra l'altro, Andrea, vengo da te. 3 delle 4 sfide che abbiamo visto nel calendario sono in casa, quindi rientra insomma quel concetto di
di supporto del pubblico sassarese che è un po' da riconquistare, no? Perché questi alti e bassi comunque hanno influito anche un po' sulle paure dei tifosi, che è normale che si presentino, però ecco, queste 3 gare sono fondamentali anche per riportare dalla propria parte, come era successo con Milano, il pubblico sassarese. Sì, è fondamentale che queste partite arrivino in casa, ecco, perché la trasferta di Reggio Emilia la vedo estremamente pericolosa, però è fondamentale che invece ora con Brindisi si giochi in casa. Fosse stato a campi invertiti, insomma, sarei parecchio preoccupato, perché comunque è importante ora non farsi risucchiare giù, perché poi le stagioni girano, possono diventare scivolose. Il pubblico lo si conquista con partite come quella di Milano, lo si conquista con l'atteggiamento, si conquista veramente dando tutto in campo. La Dinamo in casa forse riesce a fare qualcosa di più. Sarà importante che il sostegno ci sia dalla palla a 2, ecco, contro Brindisi serve davvero un bel palazzetto e serve mettere la prua dalla parte giusta. Non voglio davvero neanche pensare a una situazione in cui la Dinamo non porti a casa questi 2 punti, perché poi appunto guardando il calendario si mette male tutto, lì diventa poi un domino. Con Brindisi la situazione è chiara, è una di quelle partite dove tu, Nando, hai citato Mazzone, bisogna giocare bene a basket, ma bisogna giocare anche bene altri sport, per esempio il catch, ecco. Quindi colpire tutto quello che si muove, se la palla pazienza, no? Però davvero no, serve un atteggiamento davvero da squadra che si deve salvare, ecco, bisogna mettersi l'elmetto. E poi dopo a gennaio, a febbraio eventualmente ci sarà tempo per ragionare sugli ulteriori obiettivi, perché la classifica è davvero corta, però sarebbe molto, molto rischioso ora farsi risucchiare. Per quanto riguarda la Coppa, al di là del fatto che in teoria uno spiraglio c'è ancora, ovviamente il fatto che il primo turno della BCL si decida in un periodo della stagione in cui tu ti trovi con la chimica di squadra che non esiste, con gli infortuni, con tanti problemi, fa sì che ogni anno si metta male, perché poi per la Dinamo davvero sembra quasi stregata il cammino europeo, no? Difficilmente la Dinamo è riuscita a vincere un girone, insomma, è tanti anni che non riesce a imporsi a un certo livello in campo europeo. Ora, se non ricordo male, forse dalla FIBA Europe Cup vinta l'anno di Esposito e Pozzecco. E Sì, quindi, insomma, vedete, le stagioni vanno avanti, c'è sempre una chance in più per mettere appunto la prua dalla parte giusta, però bisogna farlo, ecco. Quello che dice Andrea è assolutamente condivisibile, nel senso che possiamo aggiungere che uno dei motivi per cui l'anno scorso la Dinamo era partita con 3 vittorie nelle prime 9 partite e poi aveva raddrizzato la baracca arrivando a fare la semifinale scudetto, e arrivando di fatto poi terza forse del campionato, perché era arrivata eliminata insieme a Dertona, però la Dinamo aveva battuto 2 volte Dertona in campionato. Detto questo, la Dinamo l'anno scorso ha iniziato a raddrizzare la baracca, come dicevo, quando è uscita dall'Europa. Quindi può darsi che in questo momento la Dinamo non abbia un serbatoio di benzina talmente pieno o in grado di sostenere uno sforzo così grosso come giocare la domenica in campionato, a metà settimana chissà dove, la domenica successiva da un'altra parte. Poi adesso un calendario è buono perché ne hai 3 su 4 in casa, però se ti capita il contrario tu magari stai fuori parecchi giorni dalla Sardegna, quindi ecco, probabilmente io dico 2 cose. La prima è questa, che l'uscita, speriamo di no, ma l'uscita dall'Europa potrebbe alleggerire il carico di lavoro della Dinamo. La seconda cosa, e su questo credo che Andrea sia d'accordissimo, quante volte ce lo siamo detti, fino al Final 8 di Coppa Italia è un'altra cosa. Quando arriviamo al Final 8, quella bellissima kermesse è poi il punto di svolta del campionato. Ma lo diciamo anche per il calcio, no? Fino in primavera è inutile fare tanti discorsi, tanto prima non siamo ancora a Natale, ci sono tante partite da giocare, anche tante operazioni di mercato eventualmente da fare, qualche squadra che entrerà in crisi, insomma. Quindi bisogna avere forse un po' di pazienza e pensare che se la società non interviene vuol dire che è tranquilla, che sta monitorando la situazione, la tiene sotto controllo, sapendo perfettamente che in questo momento
un cambio isterico tra Whittaker e Omechini, per dire, tanto per farlo potrebbe solo appesantire le casse, che sono già abbastanza appesantite dal fatto che devi pagare lo stipendio a Benjius e c'hai McKinney, e se c'è anche Whittaker e un altro playmaker e Whittaker non lo piazzi, le casse si appesantiscono. E alle casse della società il presidente Sardar è stato molto attento in questi anni ed è per quello che questo è il 14° anno consecutivo in Serie A. E in aggiunta, se posso, è sempre stato molto attento, e però quando c'è stato bisogno, poi un giocatore in più l'ha sempre preso. Quindi per questo io dico, sono relativamente tranquillo, perché loro la situazione ce l'hanno sotto controllo e evidentemente quindi hanno deciso, tra virgolette, presidente, Pasquini, allenatore, che c'è da aspettare di essere al completo e poi fare eventualmente delle valutazioni. Io la vedo un po' così, perché ovviamente non penso assolutamente che stiano lasciando la barca andare in balia della corrente, tutt'altro. Sì, anche perché, non so se siete d'accordo, poi se si guarda le altre operazioni della Serie A, le uniche squadre più o meno che si sono mosse sono appunto le ultime due, ovvero Treviso e Brindisi, e poi si è mosso poco altro, quindi è un mercato Pistoia che ha dovuto sostituire per un breve periodo Varnado, però al di là delle grandi potenze, ma neanche Milano e Bologna si sono mosse, c'è Venezia con la situazione Caboclo che non si è mai risolta, e quindi però non si è mai mossa completamente sul mercato, quindi anche da quel punto di vista sicuramente ci sono delle difficoltà. Quello che sta succedendo poi sono del parere che insomma Whittaker l'anno scorso i numeri che ha fatto non li ha fatti per caso, però chiaramente tra il campionato tedesco e il campionato italiano ancora magari c'è qualcosa che è diverso, e quindi la società vorrà quasi sicuramente vederlo a squadra completa, perché alla fine la Dinamo ha giocato solo una partita, se andiamo a vedere, con i ranghi completi, quindi questo può fare la differenza. Prima di chiudere, mi sono dimenticato di una cosa molto, molto importante. Prima di chiudere la pagina sulla Dinamo Sassari, abbiamo invitato anche coach Stefano Michelini a questa trasmissione. Oggi non è potuto essere con noi, però ha avuto il piacere di mandarci un messaggio, e quindi se Gianluca Rubi può mandarlo dalla regia, lo ascoltiamo, sono 30 secondi. Gli amici di Trick and Roll, stasera so che avete una puntata importante, perché è sempre importante quando si parla della nostra Dinamo. Sono Stefano Michelini, non posso essere con voi stasera e neanche con Nando Mura e Andrea Assini e con il vostro conduttore, ma sono lì col cuore. Un abbraccio e buone feste a tutti. Io sono commosso, anche perché mi è tornato in mente un aneddoto velocissimo che vi racconto. Cioè, quando allenava a Sassari, Michelini una notte, tornando da una cena il giorno della festa delle donne, quindi era in qualche localaccio a bere, si è schiantato col motorino, e in quel punto dove lui si è schiantato, fratturandosi, la domenica era andato in panchina col gesso, un malintenzionato si era fatto male. Si era fatto molto male. Un malintenzionato aveva scritto curva Michelini in quel tratto di strada di Sassari dove Michelini si era schiantato. A distanza di anni cosa succede? Eravamo a Milano per un playoff della Dinamo, forse nell'anno dello scudetto, e Andrea Sini avvicina Michelini, che all'epoca faceva le cronache per la Rai, che aveva il diritto, e gli ha detto: ti sei mai chiesto tu chi è che ha scritto quella curva Michelini? E Stefano ha detto: no, non ho mai saputo. Ma perché? Detto, perché sono stato io Stefano. E quindi gli abbiamo consegnato abbiamo inventato lì su due piedi una specie di targa, e gli abbiamo consegnata. Da qualche parte ci deve essere questo archivio. All'epoca Andrea, tra l'altro, era uno studente liceale, credo universitario, insomma era poco più che professore, perché tanto è tutto prescritto, però avrò avuto credo 15 anni o 16 anni. Però era stato molto, perché Stefano era veramente crollato prima di Basita, e poi 30 anni c'è tanta gente che ancora quella strada la chiama curva Michelini. Michelini, ecco, la cosa bella di Via Oriani, tuttora si chiama così. Si chiama curva Michelini, e l'autore di quella scritta, che è bella larga, anche l'aveva fatta proprio il nostro Andrea Assini. Ecco, Andrea, prima di salutarti, sei passato insomma da scrivere le nuove vie di Sassari, comunque al di là della carriera giornalistica, anche ad avere un progetto molto molto importante nel centro storico a Sassari, la Biblioteca Popolare dello Sport. Da poco è iniziata una nuova iniziativa con le scuole, però ti chiedo in generale
che anno è stato per la biblioteca, perché insomma è un luogo vivo di Sassari e fa piacere vedere questi progetti che crescono. Ma dunque, grazie per darmi la possibilità di parlare del nostro progetto. Allora, è stato un anno estremamente faticoso, ma bellissimo. Guarda Nando, c'ha Ce l'ho qui sulla scrivania, guarda, ecco, grandissimo. questo è il bottone della Estremamente, biblioteca. estremamente faticoso, però bello perché abbiamo fatto una marea di cose e in questi giorni che abbiamo mandato in giro ai nostri soci, ai nostri partner che sono la Dinamo, la Torres, la Raimond di Pallamano, abbiamo mandato gli inviti per la solita bicchierata natalizia che faremo questo lunedì da noi. Qualcuno mi ha risposto, cavolo, ma quante cose fatte in un anno? Ecco, questa è la cosa più bella, ecco, è il fatto che a Sassari si conosca questa realtà all'interno del centro storico, in una zona spopolata, in una zona che ha difficoltà. Noi non siamo nella zona più calda, ecco, del centro storico, che magari è San Donato, però siamo in una zona popolare, in una zona dove ormai i bambini in giro sono pochi e non hanno grandi opportunità. Ecco, noi offriamo loro la possibilità di venire da noi e scegliere uno dei 1200 libri sportivi che sono lì in prestito e consultazione. Offriamo loro la possibilità durante l'orario scolastico, questo vale per i bambini della scuola di San Donato, di venire da noi con delle educatrici per leggere e studiare dei libri sportivi per ragazzi, con i quali poi loro parlano di storie di integrazione, sono tutte classi multietniche tra l'altro, quindi si parla di storie di integrazione, di inclusione, di sconfitte, di risalite, ecco, quindi noi attraverso lo sport, attraverso i libri sportivi cerchiamo di coinvolgere i ragazzi, di avvicinarli alla lettura, come dire, portando loro degli esempi positivi, ecco, quindi a noi piace tutto questo. In aggiunta ci mettiamo anche le altre attività che sono presentazioni di libri, chiacchierate con gli sportivi. Abbiamo la fortuna a Sassari di avere tante squadre, tante realtà sportive importanti, non solo quelle di cui si parla normalmente, che sono appunto la Torres e la Dinamo. Ci piace parlare anche della Dinamo in carrozzina, dello sport femminile, dell'atletica, ecco, quindi queste sono tutte le cose che mettiamo sul fuoco a cucinare durante l'anno. Va bene, grazie Andrea, ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere, quando vorrei fare una chiacchierata con noi sarai sempre il benvenuto. Piacere mio, grazie, a presto, un abbraccio. Ciao Andrea, un abbraccio. Ciao. Nando, noi rimaniamo per qualche minuto, insomma, per fare un giro rapido su quello che è stato invece l'altra parte del basket isolano. Partiamo, se sei d'accordo, subito dall'altra Dinamo, da quella femminile, perché insomma la vittoria sulla Virtus Bologna ha fatto vedere un'altra volta quanto le ragazze di coach Restivo abbiano preso la via giusta. Sì, è vero. Lì c'è stata la pazienza di aspettare, adesso la Dinamo, le women, le ragazze di Antonio Restivo stanno consolidando il loro cammino, il quarto anno di Serie A, insomma stanno diventando sempre più una squadra grande. Però c'è, adesso sto per dire una cosa che può sembrare un po' cattiva, però leggendo sui social, leggendo i commenti, c'è qualcuno che dice, ma non è che questa Dinamo Women, ma anche la Dinamo Lab del basket in carrozzina, che pure sono delle realtà molto autorevoli e prestigiose, perché se vanno bene hanno appesantito un po' i bilanci della Dinamo, togliendo risorse alla prima squadra. Ecco, una domanda che io ho letto, me la sto facendo anch'io, ma lì bisognerebbe conoscere i conti. Per rimanere all'aspetto sportivo, quando tu batti nel basket femminile Schio, Bologna o Venezia, hai battuto, non dico il Real Madrid, ma insomma hai battuto grandi squadre, e questo è un bel segnale. Purtroppo c'è stata una partenza un po' infelice, poi però le ragazze si sono riprese, insomma io credo che possano andare avanti. Sì, tra l'altro Dinamo Women che questa settimana, giovedì, avranno la gara 1 dei playoff, e quindi rinizia il cammino europeo guadagnato per il secondo anno di fila dalle ragazze di Restivo. Ma Nando, andiamo veloci, passiamo per un attimo a parlare proprio un cenno a quella che è stata l'interruzione della striscia positiva per quanto riguarda la Tech Fence Salvatore Selagius, che ha perso a Broni. Stiamo vedendo appunto i risultati, 69
a 62, non è cambiato tanto in classifica, però insomma Nando, Selagius rimane lì. Probabilmente Broni era una delle avversarie più ostiche. Avevamo parlato anche con coach Righi di quello che era il suo ritorno a casa quando era venuto in trasmissione, insomma, però vedendo la classifica mi sembra che Selagius ormai, al di là di questo stop, sia tornata lì dove anche la società si aspettava. Sì, io credo che, vediamo Dertona, San Giovanni Valdarno, Costas Masnaga e la stessa Broni sono società storiche della pallacanestro femminile, però Selagius che è lì, Selagius è a ridosso di quel gruppo, è una squadra che, come vediamo, ha 10 punti di vantaggio sugli ultimi posti, è una realtà ormai consolidata, è una realtà che va avanti ed è una rompipalle di questo campionato, chiamiamola così, cioè una squadra che può andare di qua e di là a compiere delle grandi imprese, cercando di tenere imbattuto il più possibile il palazzetto di Viale Vienna. D'altronde proprio questa classifica ci insegna che Dertona, cioè Tortona, ha 28.000 abitanti come Selagius, ecco, probabilmente Selagius non ha le ricchezze che ha il presidente del Dertona, che c'è anche la squadra in A maschile, però stiamo parlando di una piccola realtà, di una piccola provincia, a pochi chilometri da Cagliari, che comunque sta facendo sempre meglio. Quello che fa piacere dire del Selagius è che ogni anno da una decina d'anni, da 12 anni, è sempre migliore della precedente, e quest'anno sembra che questa sana abitudine sia stata confermata per ora. Sì, assolutamente, per il momento sì. Chiaramente i fondi non sono quelli di Tortona, ma Tortona non ha il matrimonio Selargino e neanche tutti i capperi, insomma, faccio un po' l'affezionato alla mia cittadina, ma insomma, per andare oltre questo aspetto, Nando, chiuderei con l'Esperia, un'Esperia davvero che ha ingranato la quinta, perché insomma battere Palestrina, anche se in casa, tra l'altro in casa, che quest'anno insomma sembrava essere il tabù a inizio stagione, invece ha virato benissimo nel girone di ritorno la squadra di coach Federico Manca, e l'81-76 finale è un po' la testimonianza di come da quando è arrivato Thiam a Cagliari, insomma, tutti i tasselli si siano uniti definitivamente. Sì, sul piano squisitamente tecnico o tattico, la presenza di un pivot d'aria intimidatore, saltatore, un pivot verticale, come si dice in gergo, è stata un miglioramento rispetto a Spizzichini, che è uno che invece girava un po' a largo, quindi la presenza di un lungo, di quell'esplosività è stata fondamentale. Infatti non è un caso che l'Esperia prima di Thiam segnava 65-66 punti a partita, adesso è abbondantemente sopra 80-81 mi pare, quindi segna tanto. Ecco, il fatto che abbia incominciato a vincere all'Esperia, cioè a Montemigi, è un bel segnale, perché in classifica mancavano quei punti. L'Esperia ne ha vinte 4 su 6 fuori, adesso dopo 4 su 5 o 4 su 6 fuori, in casa però ne ha vinte solo 2, quindi adesso però la cosa si sta raddrizzando. Ricordiamo che playoff che si incominciano a giocare al termine della prima fase, adesso si è appena giocata la prima di ritorno, vanno le prime 8 e le ultime 4 fanno i play-out, quindi la Dinamo, la Esperia ha già un vantaggio di 8 punti sui play-out, quindi non dico che possiamo considerarla salva, però è già, come dire, nei play-off, che farli dal primo al quarto posto è meglio che farli dal quinto all'ottavo, però questa squadra qui 3 anni fa era in C regionale, ha fatto la C Gold, ha fatto poi, è passata adesso nella B interregionale e sta andando avanti. Il problema è che l'anno prossimo ci sarà un nuovo rimoscolamento di formule, il basket ama farsi del male, no? E quindi chissà come si andrà a finire, cioè che farà l'obiettivo è arrivare, finché non arrivi in B nazionale, secondo me sì, noi possiamo goderci questa che è una vecchia B2, però l'obiettivo della città, di Cagliari, della società è quello di arrivare nella vecchia B e poi lì cominciare a pensare seriamente ad avere altri progetti, altre cose come incassi maggiori, giocare al palazzetto, insomma siamo ancora in una fase di rodaggio. Di rodaggio, è una fase, non dico clandestina perché non è un campionato clandestino, però comunque insomma A1, A2, binazionale, interregionale. Una volta questi campionati si chiamavano di Serie D, nel calcio si chiamano tuttora di Serie D, insomma. Quindi bisogna dietro
dietro il piacere di vedere questa società che ha fatto un bel progetto, c'è comunque la necessità di uscire da questi 100 anni di solitudine, ma insomma, con questi decenni di solitudine, cercare di riaffacciarsi al basket che conta. Il basket che conta è già la B nazionale, chiamiamola così, è un signor campionato, perché insomma già a questi livelli noi, per esempio l'altro giorno con Palestrina abbiamo visto anche degli ottimi giocatori, così come l'abbiamo visti con la Virtus Roma, l'abbiamo visti con Ferentino, ci sono venute tante squadre che hanno ottimi giocatori, e fa anche piacere quindi andare al palazzetto, all'Esperia, a vedere. Adesso sabato rigiocano fuori, mi pare, a Grottaferrata. L'obiettivo adesso è andare a pareggiare i conti con quelle squadre che, come Grottaferrata, all'andata aveva vinto al Palavascellari, come lo chiamo io, anche se esatto, pensando anche, guardando la classifica, pensando alla Carver che all'Esperia aveva vinto con un ultimo possesso diciamo infuocato, una situazione simile a quella che è accaduta poi anche contro la Virtus Roma in casa, quelle partite perse all'ultimo possesso da parte degli uomini di Coach Manca, che insomma al ritorno l'Esperia proverà, avrà quantomeno la possibilità di provare a ribaltare, contando anche che poi in casa arriverà quella Fiumicino, che sicuramente avrà un po' il dente avvelenato per come sono andate le cose quando si è andati a visitare, insomma, la squadra che sulla carta, insomma, come dicevano tutti gli addetti ai lavori, insieme alla Virtus Roma, è probabilmente la squadra più forte di questo girone, che, come dicevi tu, Nando, vede piazze importanti, perché appunto la Virtus Roma è la Virtus Roma, non stiamo parlando di una società insomma estranea ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, ma penso anche a Palestrina e a Ferentino, che sono due piazze veramente importanti. Per chiudere rapidamente, ricordo che chiaramente si è giocato anche nei massimi campionati regionali, situazione invariata in C maschile, con Sennori che continua a vincere, ancora Ubalek sugli scudi, ma ricordiamo anche che a Sennori insomma c'è un giocatore come Merella che è diciamo un giovane, anche se non più giovanissimo, ma che ha avuto anche carriera al di là dell'isola, giocatore importante per la categoria, ha battuto la Torres, quindi i più giovani della Dinamo Sassari, 97-77, tornata a vincere anche la Ferrini contro l'altra squadra dell'Accademia della Dinamo. Ferrini che ha avuto come al solito un Samoggia Super, 36 punti per Giuliano Samoggia, quindi insomma in vetta non è cambiato poi così tanto, mentre il periodo positivo sia da parte dell'Antonianum che da parte di Sant'Orsola che si sta a mano riprendendo. Per chiudere invece la Serie B femminile, dove chiaramente ormai mi viene da utilizzare questo termine, la Virtus Cagliari è riuscita a raggiungere quota 20 punti in classifica, ha vinto anche la Mercedes Alghero, è tornata la vittoria dopo lo scontro al vertice proprio contro la Virtus, il Cus Cagliari sul campo del Sublano, come stiamo vedendo. Virtus Cagliari che ha giocato comunque contro una squadra insidiosa come le giovani del San Salvatore Selargius, mentre in coda Nulvi ha raggiunto la sua seconda vittoria in campionato battendo il Basket Quartu. Bene Nando, siamo arrivati alla chiusura di questa lunga puntata, era giusto, insomma ce lo siamo detti, anche dare spazio a quello che era il momento della Dinamo Sassari. Ringrazio ancora Andrea Sini per essere stato con noi, ma grazie soprattutto a te Nando, ci ritroviamo settimana prossima. Grazie a voi, ciao. Chiaramente grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Gianluca Rubio in regia, grazie a UTG, i cui studi ritroveremo nel prossimo turno di Trick and Roll. Grazie ovviamente ancora una volta a tutti coloro che ci hanno seguito, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. A presto, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear.
avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.